Pensiero del giorno, mercoledì 29 gennaio. Mettere a servizio i propri doni. Usare bene i vari doni di Dio. Ciascuno mette a servizio degli altri la grazia particolare che ha ricevuto. Prima lettera di San Pietro, capitolo 4, versetto 10. Perdono o carisma, come si suol dire dal greco, non si intendono soltanto quelle grazie di cui Dio arricchisce coloro che debbono governare la Chiesa, e nemmeno si intendono quei doni straordinari come la sapienza, la scienza, il dono dei miracoli ed altri, ma anche altri più semplici che possiedono molte persone e si notano per il bene che producono. Lo Spirito Santo lavora. Inoltre si possono chiamare doni o carismi anche i talenti naturali. Ognuno quindi ne è dotato, anche tu. E che uso devi farne? Pensare come farli fruttare. Essi ti sono stati dati non solamente per te, ma proprio per il bene di tutti. La varietà di doni è immensa, ciascuno ha il suo e ha quindi nella comunità la sua specifica funzione. Immagini la Chiesa in cui tutti i cristiani, dai bambini agli adulti, fanno quanto possono per mettere a disposizione degli altri i loro doni. L'amore scambievole acquisterebbe tale consistenza, tale ampiezza e rilievo che i non cristiani potrebbero riconoscere da questi i discepoli di Cristo. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita, gennaio 1979. Parola di vita, gennaio 2025. Credi tu questo? Giovanni 11:26.